Ci sono? Ok, buonasera a tutti. E scusateci per il ritardo, i giovani questa sera hanno finito un po' tardi e probabilmente sposteremo anche il nostro studio alle 19:30 la settimana prossima, perciò tenetevi pronti che sarà per quell'ora, ok? Intanto vorrei pregare insieme a voi per cominciare il nostro studio di questa sera e chiedere che il Signore ci guidi nello studio della sua parola. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per questa occasione che ci dai di studiare la tua parola. Ti chiedo, Signore, di guidarci e di darci la capacità di intendere, Signore, registrare dentro di noi i tuoi insegnamenti e tenerli, Signore, conservarli nel nostro cuore per la nostra crescita. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, carissimi, allora la settimana scorsa noi abbiamo chiuso il nostro studio vedendo, se vi ricordate, l'apertura di questi 7 sigilli, no? Che erano praticamente le sicurezze che il Signore fino a quel momento lì aveva tenuto protette, no? Per l'umanità. Ma noi sappiamo che in quel momento lui comincia a fare questo perché? Perché la prima cosa che succederà durante l'inizio del regno dell'Anticristo è proprio quella del rapimento della Chiesa, e perciò rapendo la Chiesa il Signore non ha più questa possibilità di testimoniare direttamente attraverso degli uomini trasformati il bene, la salvezza al genere umano, perciò il male avrà piena libertà di agire nel mondo, ossia quando la Chiesa viene rapita automaticamente comincia il regno dell'Anticristo. E si vede nel cielo questa scena nel capitolo 4 e capitolo 5 dell'Apocalisse, il Signore che comincia a spezzare questi sigilli. Abbiamo visto il primo sigillo che il Signore, questa protezione che il Signore ha tolto, era la finta pace, ossia ha permesso all'Anticristo di formare un'alleanza globale, no, di tutte le nazioni del mondo, in modo che l'Anticristo possa cominciare a mettere a posto le sue pedine per fare che cosa? La cosa importante che per lui è fondamentale è la costruzione del terzo tempio o del tempio proprio del regno dell'Anticristo. Perché? Perché qua Cristo ha regnato, ossia Cristo ha detto che il tempio dello Spirito Santo siamo noi, no? Ma lui, l'Anticristo, vorrà essere adorato in un tempio umano come Dio è stato adorato e come noi adoriamo il Signore. Ossia, il sogno dell'Anticristo è proprio realizzare quello che lui voleva da sempre, ossia prendere il posto di Dio. Quindi lui vorrà ricostruire questo tempio in modo che questo sogno che lui aveva si realizzi. Ok? Secondo sigillo abbiamo visto che è quello della fomentazione della guerra globale, ossia l'Anticristo che cosa farà? Dopo aver creato la pace alimenterà una serie di guerre, già sta succedendo, ok? Stiamo vedendo la preparazione, avete sentito le ultime notizie tra Inghilterra, Russia, Francia, ossia Putin che comincia a minacciare, no? Anche queste nazioni europee di lanciare delle bombe atomiche, e si sta preparando, siamo nella fase delle doglie di parto. Ossia, l'Anticristo farà proprio questo, farà una pace globale, ma poi sotterraneamente comincerà a alimentare queste guerre in modo che si tolga la pace dal mondo. Perché lui fa così? Perché lui farà così? Perché lui sa una semplice cosa, è un detto antico, i romani dicevano dividi et impera, ossia dividi le nazioni e prendi il potere in mano per poter dare la soluzione globale. Okay? Lui vuole essere adorato e riconosciuto come il leader supremo dell'umanità. Okay? Poi succederà che il terzo sigillo sarà una crisi finanziaria globale, abbiamo detto, sarà qualsiasi essere umano lavorerà praticamente un giorno intero per una pagnotta di pane, no? Quindi provate a immaginare la svalutazione monetaria che ci sarà in quel momento lì, si lavorerà per mangiare e non per fare altre cose, ok? Crolleranno le borse chiaramente, e l'ultimo dei 4 sigilli, 4 cavalli che noi abbiamo visto che usciranno. Vi ricordate che
il cavallo è simbolo di guerra, perciò questo uomo, questo anticristo, questo leader mondiale, lui scatenerà nel mondo spirituale, ok, questa destabilizzazione globale. Okay? Il mondo sarà veramente terribilmente cambiato, ossia ci sarà delle guerre, ci saranno delle carestie, ci saranno malattie, ci saranno un sacco di situazioni che non solo sarà l'agnello a decidere che è il momento che ci siano, ma l'anticristo provocherà tante di queste cose in modo che la terra sia sterminata, sia meno persone ci sono per lui meglio è, perché riuscirà in così a governare meglio la terra. Ok? Quindi quinto sigillo, visione dei martiri del regno dell'anticristo, e sesto sigillo, un terribile sconvolgimento ecologico. In questo sesto sigillo noi vedremo, abbiamo visto la settimana scorsa, che ci sarà un terremoto che praticamente farà scomparire tutte le montagne del mondo e le isole saranno praticamente scomparse. Okay? Questo sarà il sesto sigillo. Tra il sesto e il settimo sigillo noi troviamo nella parola di Dio, e questo comincia il nostro studio di stasera, siamo qua in questa posizione, ok? Ci sarà la prima pausa esplicativa, capitolo 7 di Apocalisse. Se volete aprire insieme a me in questo testo, abbiamo fatto un veloce ripasso, ok? Che ci fa vedere che cosa succederà in quel periodo. Questa pausa esplicativa ci dà l'idea di due gruppi di persone molto interessanti che ci saranno durante il regno dell'Anticristo. Il primo di questo gruppo di persone sono i 144.000. Se tu apri lì in Apocalisse capitolo 7, versetto da 3 a 4, noi capiremo subito che cosa vuol dire questi 144.000 che il Signore sigillerà col suo sigillo sulla fronte. Dice così: non danneggiate, e questo è un ordine che il Signore dà a questi angeli che suonano le trombe, non danneggiate la terra, nel mare, negli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Ossia, in Israele ci sono 12 tribù. Per ogni tribù che il Signore sigillerà con questo sigillo ci saranno 12.000 chiamati, perciò 12 per 12 fa 144.000. Okay? Chi sono questi 144.000? È un gruppo di persone molto interessante. Noi vedremo un pochino più avanti nei prossimi incontri che alla fine di questi 7 anni del governo dell'Anticristo questi 144.000 faranno due cose in particolare. La prima, loro saranno dei leviti, dei cantori. Perché sarà necessario che ci sia un gruppo di lode di 144.000 persone? Provate a immaginare che culto che ci sarà, no? In quel momento lì. Ma sono persone estremamente pure, ok? Che dice la parola di Dio che seguiranno l'agnello ovunque lui andrà. Ossia, alla fine dei 7 anni di regno dell'Anticristo noi vedremo una cosa interessante: Cristo tornerà, incatenerà Satana per 1000 anni e Cristo regnerà visibilmente, fisicamente su questa terra per 1000 anni, e questi 144.000 seguiranno Cristo ovunque lui andrà. Che cosa farà Cristo in quei 1000 anni? Poi lo vedremo più avanti. È solo per darvi un'idea di chi sono questi 144.000. Sono praticamente gli ambasciatori di Cristo. Ossia, Cristo andrà in giro per tutto il mondo, no? Parlando alle nazioni, parlando ai leader di queste nazioni che lui stabilirà. Gerusalemme sarà il centro del mondo, là sarà proprio dove Cristo governerà il mondo, e questi 144.000 quando lo seguiranno che cosa faranno? Canteranno e rappresenteranno Cristo nelle nazioni dove Cristo andrà. Fisicamente, visibilmente lui sarà qua sulla terra insieme alle persone che saranno rimaste dopo i 7 anni di regno dell'Anticristo. Ok? Leggiamo questi due testi che si trovano un pochino più avanti, se riusciamo. Ok, eccolo qua.
Cosa dice Apocalisse 14:1? Dice così: poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte. Apocalisse capitolo 14, versetto 1. Questo praticamente l'abbiamo già detto. E poi dice, sempre in Apocalisse 14, da 3 a 5, dice: essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle 4 creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Allora state attenti, questi 144.000 vengono sigillati con il sigillo di Dio sulla fronte, e per 7 anni di regno dell'Anticristo nessuno potrà toccarli. Ossia, interessante che l'Anticristo vorrà ovviamente distruggerli, no? Ma non potrà, perché? Perché loro appartengono al Signore. Provate a immaginare la testimonianza che loro daranno. Ossia, passeranno attraverso questa dittatura globale, ma nessuno potrà toccarli. L'Anticristo non riuscirà assolutamente nemmeno a scalfirli. Perché? Perché sono protetti da Dio e dal suo sigillo. Questo che cosa ci dice, cari miei? Ci dice una cosa molto semplice: tu sai che io e te siamo, se siamo veri credenti, siamo sigillati con il sigillo dello Spirito Santo di Dio. Satana non può agire a meno che Dio non gli dia il permesso. Okay? Ossia, lui non può andare oltre il limite che Dio ha già stabilito per me e per te. Quando la parola di Dio dice che lui ci protegge, è proprio questo il senso. Ossia, ovviamente tutti noi passiamo delle problematiche durante la nostra vita, è vero o no? Luciano, passi problematiche anche tu, sì? Come me? Giusto, Patrizia? Ok. E noi passiamo problematiche, ma quando queste problematiche vengono dal nemico, il Signore dice: fino qua, più in là tu non puoi andare, perché questo è mio, appartiene a me, c'ha il sigillo dello Spirito Santo. In quel tempo in cui lo strapotere dell'Anticristo sarà massimo, ossia lui potrà fare tutto, perché vi ricordate che abbiamo detto, lui avrà in mano il potere sociale, il potere militare, il potere politico, il potere economico, il potere religioso, sarà tutto nelle sue mani, ok? Ma lui vorrà in tutti i modi distruggere queste 144.000 persone, no? Ma lui non potrà, perché Dio gli ha detto: questi no, non toccateli, perché questi sono i miei testimoni durante il tuo regno. E questo è quello che succederà in quel tempo, ok? Quindi questi 144.000 che cosa faranno? Come abbiamo detto, saranno cantori, leviti, ossia saranno il nostro gruppo musicale in quel tempo, e saranno ambasciatori di Cristo, ossia seguiranno Cristo ovunque Cristo si sposterà sulla terra durante il periodo del millennio, ok? C'è un altro gruppo di persone che, gloria a Dio, saranno durante il regno dell'Anticristo, che sono i martiri della tribolazione. Dice così il testo che si trova in Apocalisse dal 7, leggeremo alcuni versetti, ok? Dice così: dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa, ok? Cosa dice? Una folla immensa, che nessuno poteva contare, provenienti da tutte le tribù, nazioni, popoli, lingue, che stava in piedi davanti al trono e dall'agnello. E poi più avanti, sempre capitolo 7, dice: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, essi hanno lavato le loro vesti, le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello, perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro, non avranno più fame, non avranno più sete, non li coprirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima loro.
ok? Allora, ci sarà un grandissimo numero, ossia folle, centinaia di migliaia di persone che durante il regno dell'Anticristo che cosa faranno? Si convertiranno al Signore. Okay? Sono i martiri che vengono dalla grande tribolazione. Ossia, l'Anticristo ha questo strapotere nel mondo, ma ci saranno delle persone che si ribelleranno a questo strapotere e che cercheranno proprio la faccia di Dio. Se noi andiamo un pochino più avanti nel capitolo 20, noi vediamo questa realtà di cui stiamo parlando, e dice: e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Cristo. Quindi, attenzione, ci sarà un momento in cui noi studieremo che cosa farà l'Anticristo per avere il controllo globale. Cosa lui farà? Metterà un marchio, okay, sulle persone, o sulla fronte, dice, o su una mano, e lui controllerà, nessuno potrà comprare o vendere a meno che non abbia questo marchio che viene chiamato dalla parola di Dio il marchio della bestia. Okay? Queste persone non si sottometteranno alla dittatura globale dell'Anticristo. Quindi cosa faranno? Saranno decise ad andare fino in fondo alla loro testimonianza e saranno, dice la parola di Dio, decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E di quelli che non avevano adorato la bestia e né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Ossia, finito i 7 anni dell'Anticristo, del governo dell'Anticristo, questi uomini che sono stati martirizzati torneranno in vita, risorgeranno e glorificati governeranno insieme a Cristo. Però, ovviamente, loro per dare questa testimonianza, rifiutando il governo dell'Anticristo, che cosa faranno? Dovranno essere uccisi. Perché? Perché l'Anticristo non sopporterà ribellioni durante il suo regno, durante la sua dittatura. Okay? Questi sono i due gruppi di persone che vediamo. Quindi a volte noi ci spaventiamo quando cominciamo a vedere delle cose che succedono nel mondo, no? Ma sarà che mi tirano una bomba nucleare, sarà che l'Italia sarà in pericolo, sarà che non vedrò i miei figli crescere, no? Noi non dobbiamo spaventarci, perché anche durante il periodo più buio della storia degli esseri umani, della storia dell'uomo, ci saranno conversioni di massa. Okay? E ci saranno questi 144.000 che il Signore gli ha detto non toccarli perché sono miei. E la stessa cosa lui dichiara con noi oggi. Okay? Qualche domanda qua? Tutto chiaro? Sì. Patrizia, puoi mettere... Grazie. Eccolo. La prima domanda è in questi 7 anni di Satana che regnerà sulla terra, questi 144.000 sigillati da Dio viveranno normalmente? Potranno comprare, bere, fare tutto quello che facciamo noi oggi? Ok, non c'è specificato nella parola di Dio, ma sicuramente il Signore provvederà per loro. In qualche modo soprannaturale provvederà. Okay. La seconda domanda: dopo questi 7 anni Gesù torna e regnerà sulla terra altri 1000 anni. Altri 1000 anni. Sì. Diciamo altri 1000 anni sono tanti, immagina. Sarà tipo un cielo sulla terra, diciamo? Esattamente, sì. Allora sarà un assaggio di cosa sarà l'eternità insieme a Cristo. Ossia, noi vedremo più avanti, negli studi più avanti questo, no? Ma per esempio ci sarà una pace globale, ma quella vera, non quella fatta dall'Anticristo che è finta. Ci sarà una pace ecologica. Se tu vai nei profeti, per esempio nel profeta Isaia, dice che il lupo pascolerà con l'agnello e il bambino giocherà sulla tana dell'aspide, ma non subirà nessun male. Ci sarà proprio un paradiso terrestre come prima della caduta del peccato. Tutto era in armonia. Okay?
Perché? Perché in quei 1000 anni Dio sta dando l'opportunità di vedere come sarà l'eternità insieme a Lui durante quel tempo che è chiamato dalla parola di Dio il regno millenniale. Okay? Quindi come un paradiso terrestre. Esattamente torneremo al capitolo 1 e 2 di Genesi. Allora mi è venuta un'altra domanda. Sì. Ma lui farà, diciamo, allora una prova con noi ancora a Milano per capire se porterà in cielo o no? Ok, tu mi stai anticipando tutti gli studi, ma va bene, ti rispondo. Ti spiego il perché. È sconvolgente se noi andremo poi a vedere al capitolo 20 di Apocalisse, alla fine di questi 1000 anni, dove Satana è legato in un luogo tenebroso con delle catene, Satana sarà sciolto, ok? E dice la parola di Dio che quando lui sarà sciolto, lui andrà in giro spiritualmente parlando e per tutti i capi della terra radunerà un esercito grande come la sabbia del mare. Tutte queste persone andranno contro Gerusalemme dove Cristo sta regnando, ok? E queste persone saranno consumate con un fuoco da Cristo. Perché? Perché sono persone che avevano una sottomissione apparente alla signoria di Cristo. Ossia, prova a immaginare 1000 anni vedendo Cristo fisicamente qua sulla terra, no? Dando un assaggio di quello che sarà l'eternità. Tu dici, è automatico, tutti si convertono? No. No? Perché? Perché dentro nel cuore queste persone, la maggior parte di queste persone coveranno ribellione, ossia sarà una pace apparente, ok? Ma non perché Dio la vuole apparente, ma perché l'uomo non vuole sottomettersi alla signoria di Cristo. Quindi questo lo vedremo più avanti, ma è sconvolgente perché tu dici, ma come? Hai visto Cristo faccia a faccia, hai gustato che cosa sarà l'eternità, ovviamente ti sottometti? No, perché il cuore umano è questo, no? Quindi immaginiamoci quanto è duro il cuore dell'essere umano, ok? E lo studieremo un po' più a fondo nei prossimi capitoli, ok? Quindi le trombe, passiamo proprio a questa nuova serie di giudizi che Dio farà sulla terra attraverso le trombe. La parola tromba significa giudizio, significa qualcosa che succederà sulla terra decisa da Cristo. Dice così alcuni versetti del capitolo 8, e leggiamo la prima tromba, ossia il primo giudizio attraverso gli angeli che rilasceranno questo suono, che inizieranno questi guai terribili sulla terra. La prima tromba dice, il primo angelo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra e fu bruciato 1/3 della terra e 1/3 degli alberi e ogni erba verde. Questo sarà il primo giudizio. Vedete che i sigilli in un qualche modo erano un grado di giudizio, le trombe sono un grado più profondo di giudizio, ossia 1/3 della terra sarà bruciato, una roba terrificante, ossia sempre più il Signore calcherà la mano per vedere che cosa c'è nel cuore umano. Quindi questo grandine mescolata con fuoco potrebbe essere, non è sicuro al 100% perché non è spiegata bene, ma potrebbe essere per esempio un supervulcano che fa un'eruzione globale e cade la lava sopra i popoli della terra. È una possibilità, ok? Non è sicuro al 100%, ma è abbastanza, diciamo così, plausibile. Seconda tromba, poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare, 1/3 del mare diventò sangue e 1/3 delle creature viventi che erano nel mare morì e 1/3 delle navi andò distrutto. O questa è una meteorite gigantesco che verrà scaraventato nel mare, ok? Oppure l'altra possibilità è che possa essere una bomba atomica. Voi sapete che l'atomica nell'acqua ha una trasmissione ancora più grande delle radiazioni nucleari, quindi potrebbe essere o una o l'altra cosa, ok? Sta di fatto che 1/3 delle creature del mare verrà a morire, ok?
terza tromba. Poi il terzo angelo suonò la tromba e dal cielo cadde una grande stella ardente come una torcia che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio. E un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa delle acque perché erano diventate amare, ossia le acque diventeranno velenose, perciò un terzo degli uomini veramente morirà. Quarta tromba, leggiamo in sequenza questi 4 giudizi. Poi il quarto angelo suonò la tromba e fu colpito un terzo del sole, dalla luna, dalle stelle, un terzo della loro luce si spense e il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Allora provate a immaginare che un terzo della luce solare viene a mancare sulla terra, ossia la luce crea la vita, no? Insieme all'acqua. Okay? Prima viene a mancare l'acqua, dopo viene a mancare il sole. Come fanno gli uomini a mangiare? Come fanno gli uomini a fare le coltivazioni? Terribile, no? Sia la mano di Dio comincia veramente a pesare fortemente sull'umanità. Ma arriviamo alla quinta tromba, che è terribile. Questa qua, se noi andiamo al capitolo 8, no scusate, è il capitolo 8, non è il capitolo 9, è il capitolo 8, ok? E dice così: quando l'agnello aprì il settimo sigillo si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora, poi vidi 7 angeli che stavano in piedi e loro furono date 7 trombe. Ok, scusate, no, è proprio il versetto, è il capitolo 9, scusate, sono tornati dietro di uno. Allora, capitolo 9. Poi il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso ed egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo, dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né alcun albero, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Vedete che qua c'è questa protezione di nuovo, no? Ossia, non danneggiate gli uomini che hanno il sigillo di Dio sulla fronte, 144.000, vi ricordate che l'abbiamo detto, ok? Fu loro concesso di non uccidere ma di tormentarli per 5 mesi, il tormento che procuravano era simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. E in quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno, brameranno morire ma la morte fuggirà da loro. Ci fermiamo qua. Allora state attenti. Che cosa succederà in quel momento lì? Satana, perché voi avete visto, no, che è un angelo che cade dal cielo, ok? Dice che in quel momento Dio darà l'autorità a Satana di fare una cosa che mai è successa prima nella storia dell'essere umano. Cosa? Di aprire il pozzo dell'abisso, ok? E di far uscire da quel pozzo una serie di demoni, no? Che avevano il potere di tormentare gli uomini con una puntura simile a quella degli scorpioni. Non so, è stata una curiosità, no? Dico, chissà cosa fa una puntura di uno scorpione. E sono andato a vedere su internet. Gente, è impressionante quello che fa, ossia distrugge il sangue che tu hai in circolo. E gli uomini, dice che una persona punta da uno scorpione, cominciano ad avere dei movimenti incontrollati del collo, degli occhi, no? Ossia, non so se avete mai visto qualche volta quelle serie sugli zombie, siamo lì vicini, no? Siamo lì vicini. Tutte queste serie sugli zombie, no, diventeranno praticamente una realtà, in poche parole, no? Saranno degli zombie umani. Per 5 mesi questi demoni avranno il potere di tormentare queste persone con questo tipo di sofferenza. E dice questo testo che a un certo punto loro desidereranno la morte piuttosto che soffrire così, ma non la troveranno, non riusciranno a trovarla, perché Dio non gliela concederà, perché loro devono rendersi conto di quello che stanno facendo con quella
con quella attitudine che stanno avendo. Allora si manifesta, questo testo dice che questo demone che ha liberato questi demoni nell'abisso si chiama Abaddon o Apollyon, che vuol dire distruzione, rovina, oppure abisso, è sinonimo anche di tomba o sepolcro. Okay? Quindi Satana stesso in persona libererà questi demoni. Che cosa ci fanno questi demoni là in questo pozzo, questo abisso? Dice così, Giuda capitolo 6, guarda che è interessante questo testo, dice: egli ha pure custodito e nelle tenebre in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allora sta attento. Quando gli angeli si sono ribellati nel cielo su seduzione di Satana, la parola di Dio dice che 1/3 degli angeli sono caduti, ok? Hanno caduto dalla loro dignità. Cosa è successo? Dio li ha presi, li ha messi in catene di tenebre in questo pozzo dell'abisso, no? In tenebre, catene di tenebre in questo luogo tenebroso, ok? Alcune traduzioni dicono che si chiama Tartaro, ossia è un luogo tenebroso dove questi demoni erano incatenati. Allora provate a immaginare, dall'eternità, quando Dio ha creato questi angeli, ok? Che verranno liberati da Satana in persona, saranno scatenati da Satana in persona, hanno maturato dentro di sé una rabbia, un'ira terribile, che nel momento in cui verranno liberati si riverserà sull'umanità che non appartiene a Cristo. Tu provate a immaginare cosa succederà in quel momento. Ossia, le masse intere di popoli che desidereranno morire e non potranno per la sofferenza che loro passeranno, perché questi demoni li tormenteranno giorno e notte. Io non so se tu hai mai subito un attacco diabolico, qualche volta, ok? E succede questo nella vita cristiana, quando il Satana viene lì e cerca di farti star male, no? Quante volte noi vediamo nei Vangeli questa cosa, no? Di uomini che erano afflitti da malattie su influenza demoniaca per decenni, ok? E Cristo li liberava. Queste persone non saranno mai liberate. Questi 5 mesi saranno mesi terribili per le loro esistenze. Quindi, in questo periodo, ossia in questi 5 mesi, ci sarà la liberazione di demoni incatenati all'abisso, che riverseranno la loro rabbia sugli uomini, sofferenza atroce per 5 mesi, qui verranno preservati 144.000 come abbiamo detto, desiderio di morte che non verrà concessa, ok? Questa era la quinta tromba. Arriviamo alla sesta tromba, il secondo guaio, la seconda terribile, per favore, discoteca no. Ok, e dice così il testo. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero nemmeno dalle loro mani. Delle loro mani. Non cesseranno ad adorare i demoni, gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, dalle loro fornicazioni, dalle loro magie, dalle loro fornicazioni, né dalle loro magie e dai loro furti, dice la parola di Dio. Quindi la sesta tromba in cosa consisterà? Un esercito di 200 milioni di soldati. Se tu vai a leggere tutto il contesto, non leggeremo tutto perché è molto ampio, 200 milioni di soldati guidati da 4 demoni, ok, di alta categoria, che stermineranno 1/3 dell'umanità. Praticamente oggi cosa siamo? Circa 7 miliardi? 8 miliardi? Mettiamo che 1 miliardo lo mettiamo da parte circa per la Chiesa, è una grande speranza, ok? 1 miliardo di persone veramente sigillate dallo Spirito Santo. Mettiamo 7 miliardi, 1/3 di 7 miliardi sono circa 2 miliardi e mezzo di persone che saranno uccise da questo esercito globale, ok? Che andrà in giro per il mondo a sterminare le persone, ok?
quindi una strage globale di circa 1/3 dell'umanità. Quindi questo è quello che succederà in quel momento. Carissimi, sesta tromba. Io mi fermerei qua perché andiamo troppo in là. Ossia, cominceremo ad aprire adesso un altro argomento che è il libretto dato da Giovanni. Vi consiglio di fare una cosa quando sarete a casa. Leggete il capitolo 8 e il capitolo 9 del libro di Apocalisse, ok? Che così cominciate a rivedervi tutta questa struttura delle 6 trombe fino a qua che abbiamo visto questa sera, ok? La prossima settimana noi vedremo il capitolo 10, che c'è un'altra pausa esplicativa, che è questa. Ve la faccio vedere qua. Allora, capitolo, quello cerchiato di rosso, no? Capitolo 10 fino a capitolo 11, versetto 14. Vedremo una pausa in cui vedremo Giovanni che ingoia un libro, ok? Il Signore gli dice proprio ingoia questo rotolo di carta e poi capiremo il perché gli dice questa cosa. E poi vedremo che ci sono 2 testimoni che Dio manderà qua sulla terra, dei predicatori che saranno terrificanti perché faranno uscire fuoco dalla loro bocca quando vorranno per sterminare coloro che li vogliono fermare, ossia una predicazione di una potenza terribile per predicare proprio la parola di Dio e il Vangelo. Probabilmente, vi anticipo, vedremo che sono 2 persone che non sono passate per la morte, le troviamo tutte e 2 nell'Antico Testamento. Una è Enoch, se vi ricordate, il libro di Genesi, e l'altro è Elia, che è il profeta che è stato rapito in cielo, ok? Perché probabilmente saranno loro 2? Alcuni dicono che potrebbe essere Mosè e l'altro Elia, perché rappresentano i profeti e la legge, ma probabilmente sono questi 2 perché? Perché non sono passati per la morte. Noi sappiamo dalla parola di Dio che il salario del peccato è la morte. Okay? Perciò anche questi 2 profeti, nonostante siano grandi uomini di Dio, passeranno per la morte fisica, oltre che alla morte spirituale che noi riceviamo alla nascita. Ok? Qualche domanda qua? Tutto? Sì, Luciano, non avevo dubbi. Su? Ok. La prima domanda di nuovo. Diciamo, in quel periodo lì periodo não. Adesso sono incatenati tutti quelli angeli che sono caduti con i Satana. Non tutti, una parte, quelli, diciamo così, quelli di più alta dignità. Ah, ok, perché la domanda era, ma oggi, allora, chi attormenta la nostra vita oggi sarebbe solo il diavolo? Sì. Allora no, perché ci sono altri demoni che vengono. Ah, ok, bom, la risposta già è data lì. La seconda domanda è che abre un sigillo, 1/3 dell'umanità è morta, abre il secondo sigillo, 1/3 dell'umanità, abre un altro, e c'è quelli 200 milioni di persone lì che vengono a distruggere un altro terzo che sarà un esercito di 200 Satana. milioni, sì, esatto. Ma alla fine, in quelli 7 anni lì che regnerà il Satana, quanto resterà dell'umanità? Pochi, veramente pochi. Ma è interessante che, non so se voi conoscete quella che viene chiamata l'Agenda 2030, no? Allora, i grandi della Terra, già diversi anni che si trovano, e cominciano a dire già da qualche anno che siamo in troppi sulla Terra. Cominciano a dire siamo in troppi, le risorse cominciano a scarseggiare, aumentiamo di 1 miliardo ogni X anni, qua bisogna fare qualcosa, no? E cominciamo a vedere dei movimenti, no, di spirituali in questo senso, ossia adesso la prima cosa che loro stanno tentando di fare è non dobbiamo inquinare più la terra, quindi dobbiamo usare macchine elettriche, dobbiamo mangiare farina di grilli, no? Questo bomba pensiero green, no? Che per carità noi è ovvio che dobbiamo proteggere la terra, questo è indubbio. Dio è il primo ecologista della storia, no? Dio ha detto ad Adamo ed Eva, io vi metto lì nel giardino dell'Eden per custodirlo. Questo significa che nella mente di Dio noi dovevamo
custodire la natura che Dio ci aveva affidato. Ovviamente l'uomo la sta sfruttando senza nessun ritegno. È chiaro che noi dobbiamo mantenere la terra, ma quello è una scusa perché più noi cominciamo a pensare come delle persone che serve ecologia, sarà più facile accettare il fatto che siamo in troppi. Prima o poi arriviamo lì, ossia là in Cina 1 miliardo e mezzo, siamo troppi, schiaccio un bottone, ne cancello 500 milioni, già abbiamo fatto un buon passo perché la terra cominci a, capito? Ossia, questo è quello che metterà nella testa Satana ai suoi, no? Poi vedremo che lui farà proprio una coalizione di nazioni, tutti saranno, ovviamente saranno delle persone possedute completamente, che cominceranno a considerare il genere umano un parassita, no? È questo che lui vuole mettere in testa della maggior parte delle persone, no? Si salveranno i ricchi. Vi ricordate che cosa Satana ha detto quando praticamente ha cominciato a scatenare quella crisi economica globale, il terzo cavallo, no? Sì, il primo cavallo è pace finta, il secondo cavallo è quello della guerra, alimentare la guerra, il terzo è la crisi economica globale. Lui ha detto: distruggete tutto ma non toccate né l'olio né il vino. Perché? C'è un motivo molto semplice: olio e vino in quell'epoca saranno cose da ricchi, perché chi guadagnerà per mangiare una pagnotta, non avrà né olio, non avrà vino. Ossia, che cosa lui sta dicendo? I ricchi ok, perché finanzieranno il mio regno, no? I poveri possiamo liberarcene perché tanto loro sono soltanto un peso. Ossia, più andiamo avanti negli anni, più l'uomo deve essere considerato un peso. Allora c'è un libro che è uscito qualche anno fa ancora, di un autore che il titolo di questo libro, se volete leggerlo, è molto interessante. Non è un libro cristiano, ma è un libro secolare, ma è molto interessante il tema, e dice: l'uomo è obsoleto, vuol dire l'uomo è già sorpassato, no? E se tu lo leggi e dici: caspita, è proprio così che sta succedendo. Ossia, si sta parlando oggi di l'uomo che si deve integrare con la macchina. Non so se avete sentito Elon Musk cosa ha detto. È una roba pazzesca quello che quest'uomo sta dicendo. Ossia, lui vuole mettere un chip nel cervello, e questo chip si deve collegare attraverso un filo o attraverso wifi, non lo so, con una macchina, e l'uomo si deve fondere con una macchina, perché l'uomo è vecchio, ormai è troppo obsoleto per mantenere il ritmo, no, della vita che viene davanti. E questa è la mentalità che viene davanti. Questa è la mentalità che viene davanti, ossia l'uomo è ormai sorpassato, perciò noi dobbiamo metterci in testa che, insomma, è così che succederà. Praticamente la bomba pensiero degli ultimi anni è proprio questa. L'uomo è sorpassato, perciò meno ce ne sono meglio è. Il senso è questo. Ok? È brutto, ma stiamo andando in quella direzione. Va bene? Grazie per l'attenzione, scusateci il ritardo ancora una volta, come già detto all'inizio. La settimana prossima noi cominceremo probabilmente 7:30, ma ci saranno comunicazioni sui gruppi. Preghiamo che il Signore ci porti a casa nella pace, e grazie ancora per averci seguiti. Signore nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio e ti benedico per questa sera di studio. Benedici i miei fratelli che hanno seguito dai computer, dai cellulari. Benedici, Signore, le persone che stanno seguendo qui dalla sala. Adesso ti chiedo, Signore, che tu possa portarci a casa nella tua pace e meditare su quello che abbiamo detto. Nel nome di Cristo Gesù, amen. Buona serata.